Le armi per combattere il tumore alla prostata sono molte e ben affilate, tanto che si può arrivare a trasformarlo in una malattia cronica con cui convivere in modo adeguato. Colpisce gli anziani oltre i 70 anni, ma ci sono casi in età giovanile e sono i più pericolosi. Ci sono tantissime opzioni di trattamento, quindi è diventata una neoplasia che veramente coinvolge tantissime persone e occupa buona parte della ricerca in ambito oncologico, anche perché appunto con l'incremento di quella che è l'età media della popolazione, sempre un maggior numero di pazienti hanno questa patologia e convivono con essa, e quindi dobbiamo essere preparati sia a somministrare i nuovi trattamenti, ma al tempo stesso anche gestire le complicanze di questi trattamenti e cercare di garantire una vita quanto più possibile normale a queste persone che vivono molti anni, anche magari con una ripresa di malattia. Come si cura il tumore alla prostata? Con intervento chirurgico, con la terapia ormonale, con la radioterapia, con cosa? Allora, il tumore alla prostata è uno di quei tumori che ha il più ampio il numero di opzioni di trattamento. Addirittura oggi un'opzione è anche quella di non fare niente, cioè la cosiddetta sorveglianza attiva, in cui semplicemente si sa che una persona ha un tumore a basso rischio, un tumore tranquillo, che può essere anche semplicemente osservato, cioè tenuto sotto controllo, e il paziente fa solo periodicamente esami di controllo e si propone una cura solo se si dimostra che il tumore effettivamente diventa più aggressivo o tende ad espandersi, mentre la maggior parte dei pazienti fanno un trattamento attivo che può essere o l'intervento chirurgico, che oggi si può fare anche utilizzando un robot che aiuta il chirurgo nell'asportare la ghiandola in maniera molto precisa, con limitazione degli effetti successivi, degli effetti collaterali dell'intervento, oppure si può fare della radioterapia, e anche qui ci sono state importanti innovazioni, perché oggi si utilizzano apparecchi che riescono a concentrare il fascio di radioterapia in modo molto preciso, quindi anche qui limitando gli effetti negativi sulla vescica o sull'intestino che sono vicino a questo organo. Le risposte alle terapie sono sempre individuali, ma più del 90% dei malati sopravvive dopo 5-10 anni dalla comparsa della patologia. Si guarisce totalmente una volta che attraverso queste cure il PSA torna a livello quasi zero. Vuol dire che la malattia è stata sconfitta oppure c'è sempre il rischio di una recidiva? Allora, se i pazienti che fanno l'intervento chirurgico o la radioterapia poi vedono il PSA scendere, spesso diventa indosabile, e una buona parte di questi pazienti guariscono della malattia. Il termine guarigione è un termine complesso, perché in realtà solo il tempo ci può dire se la malattia è guarita oppure no, e ci sono pazienti in cui questo PSA può ricominciare a risalire anche magari dopo 5 anni o dopo 10 anni, e quindi il concetto di guarigione è sempre un concetto a lungo termine. Quello che è importante è che se il PSA è negativo si considera che la malattia è stata asportata, è stata portata via, e che quindi quella persona ha buone possibilità di continuare a star bene per molto tempo. Qui allo IOV state sperimentando cosa di innovativo per quanto riguarda la terapia per il tumore alla prostata? Allora, qui allo IOV abbiamo vari protocolli con nuovi farmaci per il tumore alla prostata, e questi protocolli sono aperti per un tempo breve, il tempo sufficiente per raccogliere i pazienti sufficienti, e spesso sono sperimentazioni che non solo sono a livello nazionale ma anche internazionale, quindi noi partecipiamo, contribuiamo a dei progetti di più larga scala. Recentemente abbiamo cominciato ad applicare in maniera ad utilizzare un nuovo farmaco cosiddetto radiometabolico, che è in grado di controllare le metastasi ossee, che sono uno dei problemi più frequenti in questi pazienti, con pochissimi effetti negativi. Quindi speriamo di poter offrire questa nuova terapia a un maggior numero di pazienti, e poi siamo coinvolti anche, abbiamo sviluppato anche dei progetti in collaborazione con i nostri colleghi in laboratorio, per cercare di analizzare quelli che sono degli elementi molecolari o comunque biologici per monitorare le nostre terapie. Quindi stiamo studiando le cellule tumorali circolanti presenti nel sangue e anche delle altre
delle sostanze che si chiamano microRNA presenti nel sangue sempre, che ci servono per monitorare la malattia. Importante la diagnosi precoce, anche se per stabilire le modalità dello screening è sempre necessario un colloquio con il proprio urologo. Non ha senso fare biopsie a tutti. Una buona prevenzione si basa anche su una dieta sana caratterizzata da frutta e verdura, evitando grassi animali e insaccati.